continuando, siamo arrivati che ora vedo pure il terzo scudetto. A 85 anni sognare. Amici di Calcio Napoli 24, ci stiamo avvicinando sempre più a quel sogno chiamato scudetto e stiamo iniziando un viaggio all'interno di tante storie, anche su Calcio Napoli 24 TV, di quelle che sono le storie di questi anni, di quelle che sono le storie dei tifosi. Siamo stati al Murales ai quartieri spagnoli, siamo stati a quello che adesso stanno creando nella zona dei quartieri spagnoli, anche con le sagome, dei calciatori protagonisti di questa stagione. Ma adesso siamo a casa di un tifoso d'eccezione, Guido, che come vedete qui ha conservato la storia, se vogliamo, del Napoli. Innanzitutto grazie di averci accolto. È stato un piacere. Però chi ci sta vedendo non sa cosa c'è davanti a noi, vede soltanto tanti quaderni. Tu però hai fatto una collezione degna di nota, secondo noi. Veramente, perché che se li facevo tanti anni fa e con il fallimento li bruciai tutti quanti. Quindi era una collezione che facevate già prima della... Ma non era completa come questa, era fatta proprio, diciamo, come diciamo a Napoli, alla scanfrasata. Quindi che cos'è? Per chi non lo sa e ci sta vedendo e lo sta vedendo per la prima volta, cosa ha collezionato da quando è arrivato De Laurentiis ad oggi? Puoi fare così, guarda. Allora, andiamo insomma nel dettaglio di questa collezione. Tu, Guido, praticamente ogni anno hai fatto la classifica, i risultati, la classifica capocannonieri di ogni stagione da quando c'è Aurelio De Laurentiis nel Con Napoli. Quest'anno. 22-23, quindi 22-23. partiamo dalla fine. Questo fino adesso è il diagramma di queste 24 partite, Ok. in cui abbiamo, si vede, una bella striscia di 11 vittorie consecutive. E poi ne abbiamo incominciato un'altra che siamo all'ottava. Tutti i calciatori che hanno segnato, tutti i marcatori. Ok. Questi qua sono tutti degli assist man. Quindi abbiamo anche la classifica degli assist. Le pagelle. Ah, le pagelle. In rosso le squalifiche. Ok, perfetto. Qua Con gli arbitri poi vedo. Con gli arbitri pure, sì. Ok, quindi partita dopo partita, sia campionato che mi dicevi anche Champions ed Europa Sì. League negli anni. Però non è soltanto questo che tu collezioni, fammi No. vedere un po' la storia di questa stagione che io spero possa completarsi come tutti noi speriamo, no? Questa è la classifica dell'anno scorso. Ok, E qua incomincia la nuova stagione. la nuova stagione. Ogni pagina una partita. Quindi si parte da Verona-Napoli di quest'anno, Ciclone-Napoli, e i 5 gol spingono, Kvaratskhelia, grandi sogni d'oro con Kvara. Quindi raccogli, diciamo, dai quotidiani quella che è un po' la sintesi di quello che è successo. Soltanto i due giornali che mi interessano, Mattino e Corriere dello Sport. Quindi mattino e Corriere dello Sport, giornata dopo giornata. Questo è chiaramente Napoli-Monza 4-0, ma io a questo punto ti faccio una domanda, no? Mentre tu ce le stai mostrando. Ma tu che hai visto anche quello scudetto lì, ti fermi? Avevi la sensazione già dalle prime giornate, vedendo questa squadra? No, io avevo paura quest'anno, perché quando si sono venduti quelli là e sentendo quello che si diceva di De Laurentiis, anche se non ero completamente d'accordo, dico, ma se questo mo si vende tutto, non è che si vende pure il Napoli? Poi quando lui disse, e questo non me lo posso mai dimenticare, disse, noi chissà ne vinciamo lo scudetto. Ricorderai che anche Spalletti reagì Infatti, in io, maniera sì, strana. Spalletti fece addirittura così, si ritirò. Dico, ma chi ha pigliato? Poi continuando, siamo arrivati che ora vedo pure il terzo scudetto. A proposito di De Laurentiis, mi dicevi che tu l'hai bruciati fino all'era De Laurentiis, Quelli tutti prima. quelli prima per la rabbia, insomma, del momento. E poi l'arrivo di De Laurentiis ti ha fatto, insomma... Sì, perché per me De Laurentiis piaceva come imprenditore cinematografico, ma perciò quando dissi che si avviato Napoli, ma
ma che da fa, invece poi mi ha stupito. E diciamo questa collezione è vastissima. Adesso scegliamo. Ogni quaderno è un campionato di Serie C, B e A. Partiamo proprio dalla Serie C. Girone B in C1, Ventura prima, Reia poi. Stiamo parlando del 2004-2005. E leggo qui la delusione, perché se non sbaglio finì con quell'Avellino lì. Vediamo un po' alcuni momenti, insomma, di questa stagione anche sparsi, perché secondo me queste sono le cose più belle da raccontare. Qui diciamo è l'esordio. Sì, questa è la prima partita. Napoli-Cittadella 3-3, Napoli un pari per la festa, 50.000 al San Paolo, stiamo parlando di una vita fa, e 50.000 in Serie C erano numeri. E non ci dobbiamo dimenticare che disse il presidente che avrebbe dovuto fare anche il ritorno a Napoli per pigliarsi l'incasso. Sì. E poi Lanciano-Napoli, ecco i baby. Questa era la classifica, poi chiaramente Sì, settimana perché dopo. poi di Serie C ci stavano pochi spunti da poter Sì. pigliare e poi incominciamo. Primo KO Reggio Emilia, il Napoli accusa troppe gare. Vediamo appunto anche un'immagine con Berrettoni durante la gara. Napoli brusca frenata, insomma questa è la prima stagione. Andiamo alla delusione di fine Sì. anno. La delusione di fine anno, Avellino-Napoli 2-1, Napoli il finale più amaro, la grande beffa, la B all'Avellino, festival di occasioni mancate, in gol Biancolino e Moretti sul rigore, poi Sosa espulso Bonomi. Insomma, stiamo parlando di davvero una vita fa ormai. Sì. E poi chiaramente c'è la stagione successiva, di cui magari adesso mostriamo qualche frame, perché poi lì c'è l'inizio, Guido, di questa scalata. Sì, qua incominciamo A fare sul serio. che incominciare già a fare qualcosa un pochettino di più fatto bene. Curato, Curato. con il trionfo allenatore Reia, leggo. Vediamo come iniziò e poi magari vediamo anche come finisce. Il Napoli gol e festa con Calaiola, prima fa Cireale Napoli, quindi buona la prima vittoria verso la B. Questo È il è diagramma. il diagramma di quell'anno con la Serie C e vediamo come finì. Quella stagione finì con un Napoli-Frosinone 1-1, io lo ricordo, era allo stadio, ed è anche l'ultima volta, Guido, che abbiamo visto la 10 indossata di Sosa, che qui ricorderete indossò questa maglia, insomma famosissima, onore a chi ha scritto la nostra storia con la maglia di Diego. Sosa, ho pianto perché pensavo a Diego. Qui possiamo dire che inizia la cavalcata. E qui inizia la cavalcata. E qui magari inizi anche a credere un po' in più che quello che stavi realizzando. Che forse poteva servire. Perché tu mi dicevi prima, quando il Napoli è fallito, la prima cosa che pensasti era non arriveremo mai più in Serie A lì su. No, infatti, questo avevo pensato. Terzo anno ante A. Prima di salire in Serie A, il primo anno in Serie B, salimmo subito, ancora allenatore Reia. Vediamo da dove partimmo, per chi non se lo ricorda più, Napoli-Treviso 4-2, festa e gol, il Napoli fa già sognare, poker al Treviso che il Napoli è subito goleata. Calaio porta il Napoli al primo posto in Serie B. Guido, anche qui lo schemino Sì, sempre. classico, con tutte le gare. Queste praticamente sono le partite che il Napoli ha disputato, giusto? Tutte quante. E man mano quanti punti il Napoli ha fatto. E come vediamo, insomma, anche quella stagione fu una stagione... Quest'anno ci fu il fatto che il Napoli dovette recuperare un sacco di partite perché non le giocò agli inizi e quindi furono cambiate poi. Comunque per arrivare poi alla fine. Questa la ricorderanno tutti, perché quel Genoa-Napoli 0-0 forse è stato, prima di quello che festeggeremo quest'estate, secondo me forse la vera festa Sì. dei tifosi del Napoli per strada. Io lo ricordo come fosse ieri, veramente fu vissuta come uno scudetto il ritorno in Serie A. Bentornati in A, Napoli pareggia Genova, esplode la festa di squadra e tifosi, la città in festa, vedi la festa 20 anni dopo lo scudetto. E leggere oggi, Guido, che emozioni ti suscita questa cosa? Ora che dopo altri 10 anni siamo vicini a quel sogno lì. È vero. Anche perché mi dicevi?
a 85 anni sognare. È bello. Ma a proposito di sognare, mi fai vedere quello della Champions di quest'anno? Sì, Eccolo qui. Perché poi non lo fai solo in Serie A, lo fai anche in Champions League. in verde ci stanno gli assist, Ok? E poi i marcatori, perfetto. marcatori. E le pagelle anche qui. Sì, anche qui le pagelle che stanno. Stanno qua le pagelle. Ecco. Poi c'è Napoli-Liverpool, che è la prima, diciamo, di questa stagione. Napoli show stellari, perfetto. Ho visto Quaradona, che è un titolo che credo che tu hai ritagliato qui, ma ricorderemo per un bel po'. Sì, questa è stata la prima volta che l'hanno descritto così al Giorgiano. A Kvaratskhelia. E insomma, Kvaratskhelia che si è preso il Napoli Champions. Questo è Rangers Napoli Champions Leoni di Ibrox. Che notte, un'emozione pazzesca, ragazzi lucidi e coraggiosi. Si parla di Lobotka, Zelinski, Simeone e Kvara, chiaramente. Poi c'è Napoli 6 Poesia, un trionfo da leggenda con Ajax Napoli. Insomma, veramente questo, Guido, forse è il punto più alto della storia europea del Napoli. Sì, questo sì. Poi vediamo un po' cosa c'è dopo. Dopo c'è Napoli-Ajax, dove di fatto blindiamo quella che è la qualificazione di quest'anno. Napoli di qualità, in campo c'è orgoglio e innamorati, questo è il titolo del mattino. Poi vediamo le prossime, perché poi questo me lo devi ancora aggiornare con Napoli e Eintracht fra pochissimo. C'è il Liverpool con Napoli tra le stelle, che ha poi ingiusto, beffato e felice, così non fa male, chiaramente Napoli che era già praticamente qualificato. E poi chiaramente Eintracht Napoli, Napoli Galattici, così si gioca in paradiso, Euroshow, tutta Napoli alla festa tedesca. Guido, ma io te lo devo chiedere, possiamo vincere anche la Champions? Bisognerebbe domandarlo ad Ancelotti. Ancelotti ha detto che parlando col prof Giordano, un suo caro amico con cui collaborava anche a Napoli, Antonio Giordano, gli ha detto occhio a questo Napoli che è la mina vagante in Champions. Sì, perché sulla partita secca si può far male a tutti quanti. Tanto che la partita non è secca, è sempre una partita doppia. È vero, è vero. Poi, chiaramente fino alla semifinale, poi la finale è partita secca. Lì, Sì, là sì. lì Che là anche una svirgolata ti può far vincere una coppa. Guido, ma questa collezione per te ha un valore inestimabile, no? Lo sai che stanno dicendo che loro aspettano che io muoio per pigliarsela? I tuoi nipoti? Tutti e tre, Tutti i nipoti. Ma diciamo che quella di quest'anno, questa qui della Questa Serie qua, A, se riesco a fare questa qua, naturalmente questa ormai è, lo scudetto è sicuro e quindi queste carte ne faccio 3 copie e gliene do uno per ciascuno a loro. Questa qua la devo dare a mio figlio, l'originale. bellissimo, bellissimo. Insomma, Guido, mi hai mostrato questa collezione che è bellissima. I tuoi nipoti avranno una copia a fine anno, perché quella di quest'anno, secondo me, Sì, questa qua. è da ricordare. Perché poi noi stiamo vivendo un periodo, parlo anche della mia generazione, che effettivamente sono tantissimi anni che non c'era lo scudetto, però c'è anche la sensazione che potrebbe anche aprirsi un ciclo, il Napoli Il ciclo essere si può sempre- aprire se De Laurentiis non vende nessuno, ma se arrivano i soldi non ci sta niente da fare perché gli si deve dare i calciatori, non li può tenere perché altrimenti va a finire che lui ha fatto tanto per scendere l'importo degli ingaggi perché Sì. naturalmente lui non è che può sopperire agli arabi come gli cantante, a meno che non si vende il Napoli, allora viene quello che tiene la sabbia sulle spalle. Ma prima di salutarti e ringraziarti per avermi accolto per qui a quale? mostrarmi questo, ma una promessa in caso di vittoria dello scudetto? Vorrei andare a vedere questa partita, se è possibile, andare a vedere l'ultima partita del Napoli. Napoli-Sampdoria. Mia moglie con me siamo andati a vedere una partita e lei era incinta di 6 mesi. Non so come ci trovammo fuori allo stadio San Paolo, un settembre di tanti anni fa, del 63. Disse mia moglie, dello stadio, questo è il San Paolo, vogliamo andare a vedere la partita.
Chissà com'è che avevo anche i biglietti in tasca. La partita di Coppa delle Alpi, mi pare. Ti trovasti per caso fuori Sì. quello stadio. Qual è il desiderio da raggiungere avendo realizzato questo video? No, volevo andare là per vedere poi se riuscivo a mettere qualche autografo sui Castel quaderni. Volturno. E dove andare se no, altrimenti per far mettere sì. Facciamo una cosa, la promessa la faccio io a te. Questo qua 2022-2023, tu lo completi fino a fine stagione. Se va come tutti speriamo che Ma va. quello così deve andare, non è che va, che lei è sicuro fatto. Guarda, io mi giocherei la macchina. Allora facciamo questa promessa, tanto l'hai già vinta. Ti senti di averla già in tasca. Completa questo e te lo facciamo autografare. Mm? Va bene? Grazie. Grazie di averci ospitato. Ehi, Grazie mille. mi ha fatto piacere conoscerti.